con l'assessore ai lavori pubblici di Pieve di Soligo, Giuseppe Negri. Assessore, il palazzetto ormai è quasi pronto e la struttura è completa. Quanto manca alla fine dei lavori? Allora, quando manca alla fine dei lavori è una domanda che ha due risposte. Se noi andiamo avanti, se l'impresa va avanti con questi ritmi, la fine dei lavori potrebbe essere senz'altro entro il 2016. Il problema è che il quadro economico dei finanziamenti regionali di questa struttura non permette di chiudere i lavori nel 2016 a meno che l'impresa stessa non vada incontro a una forte esposizione, perché teniamo presente, qui ci sono i pagamenti su 3 stralci, ne abbiamo fatto uno alla fine del 2015, poi ce n'è uno nel 2016 e uno nel 2017. Quindi i tempi vengono dettati non tanto dalle capacità tecniche dell'impresa, delle quali non abbiamo nessun dubbio, quanto purtroppo dal quadro economico del finanziamento di regione. 2 palestre, 2 campi da tennis, il campo da calcio dello Stadio D'Agostin, un futuro polo sportivo per tutto il quartiere del Piave? Speriamo proprio di sì, chiaramente questa è un'opera che non è a servizio solamente di Pieve di Soligo, diventerà a servizio un po' della comunità proprio del quartiere del Piave. È un'opera, come si diceva prima, che in campagna elettorale è stata oggetto di forti discussioni tra noi, che avevamo in mente chiaramente una soluzione di palazzetto all'interno del quartiere del Piave e di Pieve di Soligo, ma non questo tipo di struttura, questo tipo di impatto. Tipo di struttura che voi sapete benissimo ha una storia decennale di progettazione e quindi praticamente era stata pensata e progettata in un momento socio-economico e storico anche diverso da quello che stiamo vivendo adesso. L'ultimo atto della passata amministrazione è stato quello di consegnarci l'onere e l'onore, per certi aspetti anche di portarlo avanti, cosa che noi stiamo facendo e che abbiamo fatto superando un ricorso al TAR, superando un ricorso al Consiglio di Stato, superando tutta una serie di problemi, di problematiche che sono uscite durante il corso dei lavori, e siamo arrivati praticamente a questo punto nel quale ci sta fermando la burocrazia dell'economia della regione e non il lavoro di per sé, insomma. L'ultima domanda, la vicinanza alle scuole non è un caso? La vicinanza alle scuole non è un caso, però è un fatto da gestire, perché chiaramente quando quest'opera qui andrà a regime con 500 persone a sedere, che vuol dire un certo numero di macchine, quando ci sarà il campo sportivo che avrà chiaramente la sua attività e ci saranno le scuole che sono pienamente in funzione, questo diventa un polo del traffico estremamente importante. Ed è per questo che noi adesso, che siamo in variante generale, siamo in variante particolare più che generale del piano di interventi, una delle cose di cui stiamo cercando di risolvere è proprio riuscire a capire come gestire queste strutture su una viabilità che ormai è sempre quella degli anni 70 ed è uno dei temi praticamente di prossimo lavoro e di prossima riflessione, e per prossimo intendo 2016, sì, non più avanti, insomma.